Siamo col parlamentare del PD Michele Catanzaro, oggi a questa iniziativa della CNA, una finanziaria che si è chiusa da poco, un record diciamo, perché finalmente dopo tanti anni la Regione non va in esercizio provvisorio. Ecco, nel settore del commercio, dei servizi, del turismo e dell'artigianato, ecco, lei ha fatto tanto, facciamo un po' un riepilogo di ciò che è stata anche una sua presenza verso questi settori. Intanto io sono sempre stato vicino a quello che è la categoria degli artigiani. La CNA è un'associazione che in questi anni ha proposto e continua a proporre delle soluzioni per quello che è la categoria e quindi la politica deve accoglierle. Proprio sulla finanziaria noi abbiamo raccolto il grido di allarme delle categorie produttive e, a differenza di quello che il governo regionale volesse far passare come messaggio dell'ostruzionismo dell'opposizione, si è dovuto ricredere, perché l'opposizione ha lamentato quello che continua a lamentare, la poca visione e strategia di questo governo regionale, ma le opposizioni e soprattutto il Partito Democratico ha voluto dare il suo contributo nel cercare di migliorare quelle pochissime norme a sostegno delle categorie produttive che si ritrovano nella finanziaria regionale. Noi abbiamo voluto dare il nostro contributo, ma non abbiamo mai messo in dubbio quello che era l'iter per poter dare appunto non l'esercizio provvisorio ma il risultato della finanziaria. È ovvio che il risultato della finanziaria deve avvenire con i contenuti, cosa che noi ritroviamo poco. L'ho dichiarato, l'ho detto, forse si pensa troppo alle esigenze di territorio e invece si dovrebbe pensare a quello che la strategia di questo governo regionale vuole. Certo, non parlare di diritto alla salute, abbiamo una sanità in ginocchio in Sicilia e spero che la sanità pubblica venga privilegiata rispetto ad un'idea che questo governo regionale forse mette da parte della sanità pubblica. Abbiamo diversi segmenti produttivi, l'agricoltura, l'artigianato, la pesca, che ovviamente vengono martoriati da questa che è una finanziaria regionale, diritto allo studio, trasporti, quindi c'è tanto da fare e spero che questo governo regionale non pensi agli slogan elettorali che vengono in prospettiva o in prossimità di campagne elettorali. Guarda le provinciali, guarda le europee. Sui gameti lei ha lavorato particolarmente con un suo provvedimento, ecco, se brevemente ci spiega qual è l'iniziativa. Io ritengo che questo è un provvedimento, è come dire mettere un seme per poter far sì che venga innaffiato e nascere. Qui adesso il governo regionale deve fare la sua parte perché servono i disegni di legge, però la raccolta dei gameti, in questo caso femminili ma anche maschili, diventerebbe un qualcosa di fondamentale e di importante per tutte quelle coppie giovani e meno giovani che si accingono a poter dare la vita ad un figlio, una figlia. In questi anni noi siamo costretti ad andare fuori dall'Italia. Questo non è giusto, questo è un argomento di enorme sensibilità, soprattutto per un ripopolamento che noi dovremmo davvero con un grido di allarme dare alla nostra amata Italia, in questo caso alla Sicilia, e allora poi dobbiamo partire proprio da lì, perché altrimenti siamo in una fase di invecchiamento, in una fase che ovviamente ci vede delle percentuali elevate. Invece dobbiamo incentivare quelle giovani coppie e anche con questo si incentivano, e quindi abbiamo individuato nella Banca del Cordone di Sciacca, che è un fiore all'occhiello ed eccellenza in tutta Europa, abbiamo appunto individuato una raccolta di gameti e da lì dobbiamo partire. Quindi questo è un input che diamo ad un governo regionale, sperando che non sia sordo a quello che sono delle proposte che invece vanno verso una direzione importante e una direzione che guarda non soltanto in Italia ma soprattutto al di fuori dello stretto e dello stivale, e quindi guarda l'Europa.